Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Da domani, venerdì 12 maggio, fino a domenica, sarà di scena a Caorle la Europe Triathlon Cup e il Triathlon Sprint di Caorle. Gli eventi sono stati presentati oggi. Abbiamo in collegamento Aldo Zanetti, presidente della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Innanzitutto, presidente, salve e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Allora, Presidente, parliamo innanzitutto di questi importanti eventi che, come detto, sono stati presentati oggi. Quali saranno gli elementi portanti e le novità di queste edizioni? Sì, allora l'elemento importante, noi mettiamo al centro soprattutto i giovani, anche se c'è la presenza degli elite e degli age group. Questa manifestazione è stata fatta partire 3 anni fa in piena pandemia proprio perché mancavano manifestazioni e appena si è liberato la possibilità di organizzare attraverso un protocollo molto restrittivo, ma comunque era importante far partire qualcosa e noi in quel momento abbiamo pensato, perché no, ai giovani europei, non solo ai giovani italiani. E diciamo che abbiamo avuto fortuna, non lo so, abbiamo avuto questa bella idea di valorizzare tutta l'attività di triathlon a livello giovanile. È diventata questa la gara più numerosa e più partecipata del triathlon europeo a livello giovanile. Fatto sta che quest'anno ci hanno anche assegnato, senza neanche interpellarci, proprio così di diritto, valida per la qualificazione ai mondiali di Amburgo di settembre. È una gara che è stata subito ben voluta da tutti i giovani europei e questo ci ha fatto molto molto piacere perché questo era l'obiettivo, visto che siamo partiti in un momento dove non si poteva nemmeno viaggiare. Appena è stato possibile viaggiare con i protocolli ristretti che c'erano comunque, erano arrivati a 200 presenze alla prima edizione. Ora siamo intorno alle 1000, superate le 1000 presenze insieme gara europea e gara nazionale age group. Quindi questo è un bell'obiettivo centrato. Dopodiché la Federazione Europea e la Federazione Italiana hanno capito subito che Caorle si prestava molto bene per fare un tipo di attività di questa natura e è stato aggiunto nel percorso anche la staffetta, sempre per i giovani. Come saprete, la staffetta è diventata il secondo oro olimpico che viene assegnato alla nostra federazione, al nostro sport, alle Olimpiadi, e quindi c'è bisogno però di abituare i giovani nostri a gareggiare su queste distanze, che sono distanze molto brevi, tutto sommato rispetto alla distanza olimpica, e quindi devono crescere. Tra l'altro la Federazione Triathlon è stata una delle prime a introdurre l'idea di far gareggiare maschi e femmine insieme, quindi un maschio e una femmina compongono la squadra, e anche questo fatto quest'anno ci porterà ad avere presenti 34 staffette sul campo di gara via Caorle domenica mattina. Questo è un po' il succo del discorso che volevo mettere in evidenza, perché quell'idea iniziale è diventata veramente una realtà. Indubbiamente i numeri sono molto importanti e le chiedo, Presidente, in che cosa consiste il progetto che è stato lanciato, cioè Rising Stars? Ecco, il progetto Rising Star che è stato lanciato quest'anno in maniera, diciamo così, per noi un po' frettolosa perché aveva un respiro un po' più tranquillo, più ampio, di lavorare sui giovani proprio anche attraverso quelle che possono sembrare piccolezze, ma interviste agli atleti che vincono, interviste ai loro genitori, ai loro tecnici e fare rete, fare un circuito attorno a questo gruppo di giovani che sta crescendo nel mondo del triathlon in Europa. E questo ha creato un bel fermento. Mi sembra che si sono già prenotate per lo streaming molte nazioni, credo oltre 24 nazioni, che hanno chiesto di avere la diretta streaming, e quindi questo ci fa molto piacere, perché ovviamente è banale, il mondo sarà dei giovani, no? È dei giovani, e quindi noi stiamo lavorando con i giovani nella disciplina del triathlon e questo progetto ci facilita veramente. È un inizio molto timido in questo momento, ma credo che avrà una bella fortuna perché se i giovani vengono coinvolti non solo sull'attività sportiva,
ma anche a 360 gradi sulla loro vita di tutti i giorni, vengono intervistati, possono dare le loro impressioni, le loro idee, anche i loro giudizi più o meno positivi che possono essere anche nei nostri confronti di organizzatori, ci farebbe solo piacere. E questo è un po' l'obiettivo di questo Rising Star. Sicuramente un progetto molto innovativo, molto interessante. Non dimentichiamoci che, anche se certo gli atleti sono sotto i riflettori, però ci sono tante persone che stanno dietro le quinte, ma senza le quali questi eventi non potrebbero esserci. Parliamo dei volontari, dei partner, dei collaboratori. Assolutamente, per organizzare un evento e soprattutto un evento all'aria aperta, prima di tutto dobbiamo mettere sempre davanti che il meteo non lo possiamo gestire noi e Certo. quindi ci potranno essere condizioni meteorologiche diverse e sicuramente si va a influire sulla viabilità, quindi ci vogliono persone per fare in modo che tutto si svolga in sicurezza. Finalmente si è riaperto anche la possibilità di riunirsi e il nostro pastaparty è come il terzo tempo nel rugby, lo si può fare in compagnia finite le gare e sono tutte piccole cose che però via portano ad avere un gruppo di volontari, nel nostro caso intorno ai 150-180 presenze. Reperirli e farli anche venire ad aiutare lunedì, martedì, mercoledì, ma soprattutto giovedì, il giorno prima della gara, e venerdì, che sono giornate lavorative, non è così semplice. Infatti molti sono pensionati, purtroppo in questi giorni che c'è brutto tempo, fatalità, i pensionati sono pensionati, ci tengono anche alla salute e più di qualcuno, lo dicevo prima in conferenza, ha alzato la bandiera bianca e mi ha detto: Aldo, questa volta non ce la faccio a venire a darti una mano, ma comunque è garantita la sicurezza, è garantito tutto. Sicuramente i volontari sono un patrimonio da salvaguardare e anche qui la comunicazione attraverso di loro, molti di loro vengono proprio per la passione di vedere i giovani gareggiare, soprattutto per quello. E per questo motivo, tutto sommato, negli anni abbiamo sempre avuto un bel numero di volontari. Ma ovviamente attorno ai volontari c'è lo staff della nostra società sportiva, che è quello più che tutti i giorni lavora intorno. Io ricordo Francesco, Mauro, Nicola, Salima in primis, perché sono quelli più vicini che tutti i giorni toccano con mano la crescita dell'organizzazione, ma poi ci sono dei partner importanti a partire dalle amministrazioni comunali, come nel nostro caso l'amministrazione di Caorle e la Fondazione Città di Caorle, ma non solo, perché c'è la città metropolitana, il gruppo Carabinieri in congedo, la Capitaneria di Porto, una serie di enti e di associazioni che senza di loro non sarebbe possibile organizzare un triathlon. Io dico sempre un triathlon è come organizzare, io vengo dal mondo dell'atletica, è come organizzare insieme 3 maratone e quindi lei capisce la difficoltà di andare in acqua a predisporre tutto il percorso in acqua e la sicurezza in acqua, per poi passare alla sicurezza lungo il percorso ciclistico e per poi allestire un arrivo che sia dignitoso e che sia un arrivo degno di una manifestazione di questo tipo. Oltre a questo, le solite premiazioni, i soliti ristori, l'assistenza meccanica, l'assistenza medica, il pastaparty, come dicevo prima. Quindi c'è una miriade di lavori da fare che uno, se non tocca con mano, fa fatica a crederci. Noi lo facciamo ancora molto volentieri. Quest'anno siamo un po' in difficoltà, lo devo ammettere, perché comunque lavorare sotto l'acqua non fa piacere a nessuno, ma stiamo riuscendo a chiudere in tempo utile per domani mattina che partirà la ricognizione del percorso e per domani pomeriggio soprattutto che partiranno le qualifiche. Chiarissimo. E dunque per averci illustrato questa 3 giorni di triathlon che sarà di scena a Caorle, ringraziamo di cuore il presidente della Silca Ultralight Vittorio Veneto, Aldo Zanetti, per essere stato con noi. Io ringrazio voi, ringrazio anche che mi sono dimenticato prima, ovviamente dietro tutto questo ci sono anche chi mette in mano il portamonete e ci aiuta, e sono gli sponsor che sono sempre più difficili da trovare, ma i nostri per fortuna sono da anni che ci seguono e continuano a seguirci con amore, direi, e con affetto.